Mentre se ve la incontro lui stasera, te guardi e te me pare vera, te se gusta de lacrime e sospir, tumba di nostalgia, montagna de San Sir. Ciao Fede Toussaint, in cui vi conti una storiella su una roba che non me è successa tanto fa. L'era lontano 2009 e una volta un giorno l'era a parlare su musica milanese. E la me domandava se conoscevi questa o quell'altra canzone e cantavamo in cincia. Era anche più gente che la guardava anche un ciccinin stram e ad un momento mi disse se conoscevi il Nino Rossi. Mi allora che avevi 22 anni forse o forse ammo 21 e credo ammo 21 perché mi sono assunta ad ottobre e dissi che conoscevi no e, e allora mi ha cantato un talk della canzone Montagna de San Sir e mi conoscevi in dove era la montagnetta in quei tempi perché quando cercavi di restare a Milano che era proprio nel 2009-2010 alcuni volte sei stata all'Hostel della Gioventù che era in quella zona lì vicino proprio a Montestella e conoscevi anche il parco e avevamo fatto una qualche passeggiata in quei parti lì allora mi conoscevi ma mi conoscevi minga questa canzone e soprattutto conoscevi minga l'origine di questa montagnetta. Ovviamente quando ho saputo qual era stata l'origine mi ha fatto tanta impressione perché pensare che ti sei andare a camminare in sui tocchi dei milanesi parlati in guerra in della seconda guerra mondiale e fa un ciccino di impressione e ovviamente il corpo le resta male e era una sensazione strana. Mm, però ovviamente imparare un qualcosa di nuovo come succede sempre a Milano che si impara sempre un qualcosa di diverso e niente spero che questa storietta questa storia che vi conti su scusam e vi sia piaciuta e niente, sa sento un presto